Dal governo nazionale arriveranno 20 milioni di euro e per la fase dell'avvio dei dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle è stata infatti accolta la richiesta che permetterà di far partire i nuovi impianti con la massima efficienza e nei tempi previsti. Ad annunciarlo è il presidente della regione siciliana Renato Schifani dopo la presentazione di un emendamento da parte dei relatori al decreto legge di conversione del decreto legge 31 dicembre 2024, attualmente in fase di esame congiunto da parte delle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera dei Deputati. Il provvedimento adottato alla fine dell'anno scorso prevede all'articolo 2 misure urgenti per l'adeguamento delle infrastrutture idriche in Sicilia. Queste somme aggiuntive, spiega il governatore Schifani, permetteranno di coprire i costi di avviamento e di gestione temporanea dei 3 dissalatori nel primo anno di riattivazione. Si tratta di un risultato raggiunto ancora una volta attraverso una forte sinergia istituzionale. Ringrazio il Governo nazionale e il commissario per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua per la vicinanza e la collaborazione che ancora una volta stanno dimostrando verso la nostra Sicilia. Per quanto riguarda le altre risorse necessarie per i 3 impianti di dissalazione, il governo Schifani ha già individuato 90 milioni all'interno dell'accordo di coesione e 10 milioni a valere sul bilancio regionale. L'iter di realizzazione degli interventi in via di urgenza è stato affidato, come chiesto dal presidente Schifani, al commissario dell'acqua per via dei poteri di deroga conferiti dalla legge. La cabina di regia regionale per l'emergenza idrica continuerà a monitorare l'andamento delle procedure per la realizzazione dei 3 impianti. Intanto aumentano i prelevi di acqua dalla diga Ancipa e di conseguenza le erogazioni nelle decine dei comuni serviti dall'invaso, quasi tutti quelli della provincia di Enna e gran parte di Caltanissetta, compresi i capoluoghi. Si tratta di circa 250.000 abitanti e migliaia di attività produttive, quanto stabilito dalla cabina di regia contro l'emergenza idrica coordinata dal dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina, che si è riunita con i rappresentanti dei sindaci e delle ATI di Caltanissetta e Enna, con i gestori del servizio idrico e quelli dell'invaso Sicilacque ed Enel.